Edison Curani 5 anni fa ha deciso di creare un'agenzia di stampa interamente online, NOA, e NOA continua a svilupparsi. Infatti da agenzia di stampa sta diventando anche TV per il web, soltanto che non si sviluppa soltanto il progetto online, ma addirittura abbiamo un cerchio che si chiude e ritorna un po' allo stadio iniziale, cioè si torna verso la carta stampata, e questo non per gli albanesi che vivono in Albania, presenti sul territorio, che invece si stanno digitalizzando, ma per gli albanesi che sono fuori dal territorio, in particolar modo in Italia. Infatti NOA sta diventando NOA Settimanale Italia, e questo perché Curani ci ha raccontato che gli albanesi che vivono fuori dal territorio sentono la necessità di avere un legame quasi fisico alla terra d'origine, e quindi è colui che scopriremo da una parte il processo di digitalizzazione che sta avvenendo in territorio albanese e quali sono le zone che maggiormente risentono e progrediscono in questo discorso, e dall'altra invece cosa succede fuori dal territorio albanese, quindi quale pubblico viene abbracciato e quali sono le dinamiche che stanno scattando in Italia. Questo è un progetto che nasce solo per l'online, l'agenzia di stampa? Sì, nasce solo per l'online, dura adesso da 5 anni, è il quinto anno che siamo, ma è un'agenzia nazionale di stampa che si riferiscono tanto alle media in Albania ma anche nell'estero, cioè tutti i giornali albanesi prendono delle notizie da NOA. Come mai hai deciso di utilizzare il sistema dell'online? Adesso circa il 25% dei cittadini albanesi usano l'internet, invece circa 5 anni fa era solo 2,5%. Adesso sta per crescere in maniera molto forte, e pensiamo che sarà nei prossimi mesi, non anni, sarà anche di più l'uso dell'internet dai cittadini albanesi. Non penso che adesso è un lusso solo per Tirana oppure anche per il Durazzo. Abbiamo adesso la telefonia fissa che è al Telecom, sta crescendo moltissimo, cioè in tutte le città e sono in tutta l'Albania basta avere un numero fisso per avere internet. Così anche gli operatori cellulari hanno un prodotto di modem e anche di flash usato per prendere l'internet anche via cellulare. Così non penso che c'è più difficoltà neanche nei paesini, neanche nelle piccole città per prendere, cioè per avere internet. Poche persone che vedevano solo all'estero, capisci? Adesso noi siamo 65% sono dall'Albania, dei 65.000 visitori unici che sono ogni al giorno. Sì, 65.000 visitori. Che siamo indipendenti e anche prestissimi per dare la notizia 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana, cioè un'agenzia che lavora sempre. Esatto, e quanti collaboratori hai per poter garantire questo? I giornalisti sono dei 6 redattori che lavorano 24 ore al giorno, ci sono altri 6 giornalisti che prendono delle notizie e li trasmettono in tempo reale oppure anche collaborando con i redattori. Sono anche 10 corrispondenti in Albania e altri 14 all'estero.